Negli Stati Uniti superate le 100.000 vittime e nel paese continua a crescere la disoccupazione. Il corrispondente Claudio Pagliara. Un numero che fino a qualche settimana fa si sperava di non raggiungere, 100.000 morti di Covid. Donald Trump estende le sue condoglianze a tutti i parenti delle vittime via Twitter. Una perdita immensa anche per un paese che conta 6 volte la popolazione italiana. Superati i morti nelle guerre che gli Stati Uniti hanno combattuto dal 1950 ai giorni nostri. A ricordare che dietro i numeri impersonali ci sono vite spezzate, affetti perduti, progetti svaniti, ci ha pensato lo scorso fine settimana il New York Times, pubblicando le mini biografie di 1.000 dei deceduti. Il paese più colpito dal virus, 1.700.000 casi accertati, è piombato anche in una profonda crisi economica. Nonostante l'alleggerimento delle restrizioni e la riapertura di alcune attività, i disoccupati continuano ad aumentare, anche se a ritmo inferiore. Oltre 2 milioni di domande di sussidio sono state presentate nell'ultima settimana. In totale sono più di 40 milioni. Bruciato un posto di lavoro ogni 4. Le code ai centri di distribuzione gratuita del cibo, qui siamo ad Harlem, si allungano ogni giorno di più. In quartieri di New York come questo, abitati prevalentemente da neri e ispanici, il virus ha colpito in proporzione doppia rispetto ai quartieri abitati dai bianchi, effetto perverso delle profonde disparità socio-economiche esistenti negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti non